Siamo molto delusi, sappiamo che ci sarà molto probabilmente un incontro da qui a 10 giorni, nel frattempo noi ci stiamo organizzando perché questo passaggio non può essere fatto in questa maniera qui. Pronti allo sciopero i gestori degli impianti di rifornimento contrari al DDL carburanti del governo. Nessun passo in avanti dopo l'incontro che ha visto il faccia a faccia tra il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso e i rappresentanti delle associazioni di categoria, critici su diversi punti, a partire dalla cosiddetta precarizzazione dei contratti di fornitura a solo vantaggio delle compagnie petrolifere. Se noi pensiamo che un disegno di legge possa ammettere dei contratti che attualmente sono vigenti sul territorio e da noi ritenuti illegali e il disegno di legge deve rendere legali questi tipi di contratto, non lo condividiamo. Noi chiediamo che la contrattualistica venga condivisa con l'associazione di categoria, che tuteli il gestore singolo e questo è il nostro ruolo. Tra i punti del contendere la cartellonistica con il governo che nel decreto ha deciso di eliminare la norma che garantiva la trasparenza dei prezzi tra self-service e servito, operazione che potenzialmente porterebbe nelle casse delle compagnie petrolifere 1 miliardo di euro. Ci siamo battuti su un cartello medio regionale che abbiamo sempre ritenuto ininfluente e non al servizio del consumatore e con un colpo di spugna adesso vogliono togliere il cartello del differenziale, l'unico cartello che effettivamente indica il prezzo servito e il prezzo self che serve all'utente per potersi rifornire sull'impianto e vogliono togliere anche questo.